ma ci sono stati molti salti nulli, quindi è destinata a modificarsi sicuramente la classifica femminile. Tanto vediamo che si stanno preparando le concorrenti della prima delle 7 batterie dei 100 piani femminili. Ed è proprio Chiara Bortolotto, che per il momento è in seconda posizione, che va ora in pedana alla ricerca dei 5 metri, atletica schio. 4,76 per Bortolotto, non si migliora, ora va in pedana Federica Buzzo dell'atletica Riviera del Brente. (4,29 per Federica Buzzo). Ora è il turno di Elisa Zago di Savano, un personale di 5,03. Nullo questo salto di Federica Zago. Mentre nel disco maschile mi pare che sono terminati i lanci di qualificazione, tra poco inizierà la finale. E andiamo a vedere la composizione della prima delle 7 batterie dei 100 piani femminili. In corsia 2 per il gruppo giovanile delle Fiamme Oro di Padova, Francesca Sorgato, che ha un tempo di accredito di 12,64, è il miglior tempo tra le atlete in questa prima batteria. In corsia 3 per l'atletica vicentina Donofrio Passarelli, il nome non appare purtroppo, 15,20 il personale. Poi in corsia 4 Erika Pavan della Quinto Mastella con 13,47, in 5 Sara Tintori Ventegò di Verona con 14,27 ed in corsia 6 Chiara Mometti della Cernaglia Mobilificio Villanova con 13,32. Ricordo che accedono alla finale i 6 migliori tempi. Ed ora andrà in pedana nel lungo Anna Ferrighetto della Piave 2000, nullo il primo salto, 5,55 il suo personale, quindi l'atleta con la miglior misura di accredito, la Piave 2000 la sua società. E con questo salto potrebbe portarsi al comando della gara l'atleta bellunese. Siamo in attesa della misura ottenuta da Anna Ferrighetto del gruppo sportivo La Piave 2000, 5,08, e si porta al comando della gara con questo salto Anna Ferrighetto.
Serena, sei fuori tavoletta, ma perché stai correndo messa così? Parte la prima batteria dei 100 piani allieve. Attenzione, è stata perduta una catenina con una coccinella gialla, chi la trovasse può portarla alla call room. Grazie. Intanto c'è un buon salto di Francesca Gomiero di Padova. Vediamo la misura, parte la prima serie dei 100. Partenza veloce di Francesca Sorgato in corsia 2, nettamente al comando Francesca Sorgato, va a vincere davanti a Chiara Mometti della Sernaglia Mobilificio Villanova, 12,89 il suo tempo. Sta iniziando intanto la finale del disco e si stanno preparando le concorrenti della seconda serie dei 100 piani. Prima serie vinta da Francesca Sorgato delle Fiamme Oro Padova, in seconda serie in corsia 2 Elena Gabai delle Fiamme Oro ancora, in 3 Martina del Deppo da Deppo del gruppo sportivo La Piave 2000, in corsia 4 Cristiana 7 dell'Atletica Vissavano, accreditata di 12,66, in 5 Aurora Slongo del Quinto Mastello con 14,21 ed in 6 Giorgia Oliviero dell'Atletica Riviera del Brenta. Gianluca Bison, primo lancio di finale via Tecna Marconna. Partenza valida, avvio molto veloce in corsia 3, ma poi avanza Cristiana 7 in corsia 4 per la Vissavano ed è Cristiana 7 che va a vincere davanti a Giorgia Oliviero dell'Atletica Riviera del Brenta, 12,99 il tempo dell'atleta della Vissavano. Nel disco in pedana da Silva Moreira del Padova. Tanto vediamo la misura di Maria Elena Agostini nel lungo, che potrebbe portarsi al comando con questo salto. Vediamo la misura, primo era nullo, 5,48, nuovo primato personale e l'applauso della tribuna sottolinea 5,48 per Maria Elena Agostini che si porta nettamente al comando. Intanto chiamo per la premiazione dei 100 ad ostacoli allieve Abigail Diedu, Elena Marini e Alice Lunardon sotto la tribuna dove c'è il cancello di accesso al campo per portarsi nella zona del cerimoniale.
ripeto, Abigail Diedu, Elena Marini e Alice Lunardon per la premiazione dei 100 ad ostacoli allieve. Nella terza serie dei 100 piani allieve intanto correranno in corsia 1 Greta Barbiero dell'Atletica Quinto Mastella, in 2 Alice Cossu della Rinco in Venezia, in 3 Abigail Diedu, che chiaramente non potrà venire alla premiazione perché è impegnata nella serie ma ci verrà dopo, in 4 Abigail Diedu è l'atleta con il miglior tempo di accredito 12,67, in corsia 5 Greta Padovan del Treviso Atletica, in 6 Alessia Corbetta del Bentegodi con 13,16, in 5 Alessia Corbetta ed in 6 Deborah Foffano della Libertas Milano. Nel disco intanto 41,63 per Federico Marcolin, e va ora in pedana Elia Vertuan, Bentegodi di Verona. Si sta misurando il salto di Giacomo Bona della Lagarina Cruz Team. Allora attenzione, ci comunicano che la seconda serie dei 100 ostacoli, dei 100 piani allieve è stata annullata perché non era stata rilevata una falsa partenza, quindi verrà disputata dopo le batterie dei 100 piani maschili. Quindi la seconda serie con Gabai, Del Deppo, Sette, Slongo e Liviero verrà ripetuta dopo le batterie dei 100 piani maschili. Intanto sono pronte le concorrenti della terza serie. Abigail Diedu in corsia 3,
Greta Barbiero in 1. Abigail Diedo va a vincere davanti a Greta Barbiero, 12,66 il tempo della vincitrice, che se confermato sarebbe anche il nuovo primato personale di 1 centesimo. Nella quarta batteria abbiamo visto il salto di Caterina Malleville, vediamo la misura dell'atleta della Vissabano che è per il momento in terza posizione con 5,04. Si migliora l'atleta della Vissabano, 5,13, e si porta in seconda posizione, se non mi è sfuggito qualche particolare. E andiamo a vedere la composizione della quarta batteria, con in corsia 1 in corsia 1 Iodalis Herrera Abreu della Pentegol di Verona, accreditata di 12,98, ma attenzione a questa atleta perché è in forte crescita negli ultimi tempi. In corsia 2 Elena Zerbato dell'Atletica di Marca con 13,66. In 3 Lorenza Valotto e Aristide Coin. In 4 Ilaria Bettin Cuspadova, accreditata di 12,75. Corsia 5 per Francesca Rigo dell'Atletica Vicentina, ed in 6 Judith Romanello della Libertas Milano. Dovrebbe esserci un duello in questa serie tra Ilaria Bettin e Iodalis Herrera Abreu, che sono le due atlete che hanno personali inferiori ai 12 secondi, ai 13 secondi. Partita la serie numero 4, come da pronostico, duello tra Bettin e Herrera Abreu. Herrera Abreu che va a vincere, attenzione al tempo, 12,60, che finora è il miglior tempo tra le atlete che hanno disputato le batterie. E polverizzato primato personale, lo dicevo che l'atleta era in forte crescita negli ultimi tempi. E andiamo alla premiazione dei 100 ad ostacoli allieve, alla presenza di Mariano Tagliapietra, consigliere regionale del Comitato Regionale Veneto della FIBA. Al terzo posto, con il tempo di 15,02, per i colori della Valpolicella Lupa Dottina, Abigail Diedu. Seconda, con 14,73 per Atletica di Marca, Elena Marini. Campionessa regionale 2014 con il tempo di 14,72 per le Fiamme Oro Padova, Alice Lunardon. Intanto sta per partire la quinta batteria con Laura Mardegan, Michela Vantini, Elisa Vian, Giulia Martini e Nicole Faccioni. Attenzione a Elisa Vian in corsia 4.
Come da pronostico Elisa Vian in corsia 4, gruppo sportivo Aristide Coin, va avanti decisamente e va a vincere davanti a Michele Avantini del Rossetto Luganiano, 13,01 il suo tempo. Nel salto in lungo, dopo il secondo turno di salti, al comando per la Samp Maria Elena Agostini con 5,48 davanti a Caterina Maneville della Visavano con 5,13 e Anna Ferrighetto con 5,08 per la Piave 2000. E sono iniziato il terzo turno di salti. Nella sesta batteria in corsia 1 Vittoria Bordin dell'Atletica Città di Padova, in 2 Chiara Ganassin della Libertas Samp, in 3 Mia Agostini del CUS Padova, in 4 Anna Maria Scarpis dell'Ibertas Tonon Vittorio Veneto, corsia 5 per Luna Castagna, Bentegodi, ed in 6 Anna Poser della San Giacomo Banca della Marca. Qui ci sarà sicuramente, assisteremo al duello tra Anna Maria Scarpis e Vittoria Bordin rispettivamente in quarta corsia e in prima corsia, entrambe accreditate di personali inferiori ai 13 secondi, 12,86 per Anna Maria Scarpis, 12,75 per Vittoria Bordin dell'Atletica Città di Padova. Nel disco intanto siamo al sesto turno di lanci. Abbiamo il lancio di Leonardo Barcellona. Partita la sesta batteria, avvio veloce di Vittoria Bordin in corsia 1, Vittoria Bordin e Anna Maria Scarpis, come da pronostico Anna Maria Scarpis che allunga sul finale e va a vincere in 12,80 davanti a Vittoria Bordin. Nella settima ed ultima batteria, ricordo che poi si dovrà ricorrere la seconda batteria che verrà effettuata dopo le batterie dei 100 piani maschili. Nella settima batteria in corsia 2 Silvia Cherchi della Treviso Atletica, in 3 Maria Capraro della Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca, in 4 Martina Cerniak della Bentegodi di Verona, corsia 5 per Arianna Locatello insieme New Food Verona, ed in 6 Emma Girardella del Rodigium Team, atleta in grande crescita negli ultimi tempi, che ha un tempo di accredito di 12,37. Per la premiazione dei 110 ad ostacoli allievi sono chiamati nella zona sotto le tribune per accedere alla zona del cerimoniale Paolo Slanzi, Gift Maciucu e Zeno Maria Giuliani. Ripeto, Paolo Slanzi, Gift Maciucu e Zeno Maria Giuliani per la premiazione dei 110 ad ostacoli maschili.
quella che è partita alla settima ed ultima batteria, Emma Girardello, come da pronostico nettamente avanti l'atleta rodigina, e va a vincere. Attenzione al tempo, 12,54, miglior tempo fino a questo momento per Emma Girardello del Rodigium Team. Ricordo ancora una volta che c'è da ricorrere la seconda batteria. Ora ci saranno 6 batterie dei 100 piani maschili, mentre sta volgendo al termine, o forse è già terminata, mi pare, la gara del disco. E rinnovo l'invito per Zeno Maria Giuliani, Getruno Ciucco e Paolo Slanzi, l'invito a portarsi sotto la tribuna verso il cancello d'ingresso per la premiazione dei 110 ad ostacoli. Nel lungo in pedana Anna Ferrighetto, 5,08 la misura con la quale occupa la terza posizione provvisoria di classifica, ma lei sa fare molto meglio, vedremo questo salto.